Il terreno cede, sta franando, sono su un ponte di neve che nasconde un crepaccio, sto affondando nella montagna, sto cadendo, sento la corda che mi lega mai tendersi dietro di me. La corda che mi lega a Jim si tende improvvisamente e mi sbilancia davanti. Perdo l'equilibrio. Nel tragitto che mi separa da terra faccio tempo a scorgere Jim. 15 metri più avanti, che sprofonda fino a lasciare nella neve e scompare. Sbatto il vento sul terreno ghiacciato, comincio immediatamente a scivolare verso la volante, trascinando le mani muscoli da terra. Non riesco a... C'è una luce che piccola dall'alto. Saranno 30 metri. È tutto buio. No. Una luce fitta dall'alto. Ah, Gloria, scusami, cosa hanno detto al telefono? Niente, che c'è per tempo, si parte, dai. Mi ha detto che il rischio davanti è praticamente nullo, quindi se siamo preparati, e noi lo siamo, non dovremo trovare grosse difficoltà. Sempre a questo amore, che io riesca a capire come si monta questa maledetta pazienza, non si muove.